Inseguito in centro storico da uomini armati di bastoni e coltelli, picchiato e aggredito ripetutamente, riesce infine a raggiungere la caserma dei carabinieri e viene salvato in extremis. È accaduto qualche notte fa a Bassano, dove ancora una volta la città è teatro di inseguimenti, risse e aggressioni. La vittima stavolta è un quarantenne marocchino residente a Colceresa, ma di fatto senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, che è stato coinvolto in un litigio con alcuni connazionali in centro. Le cose sono precipitate quando l'uomo è stato aggredito dai suoi rivali, armati di bastoni e coltelli, e quindi inseguito fino a quando è imboccato via San Gerolamo Emiliani, dove ha sede il comando dei carabinieri. Qui i militari presenti in caserma si sono accorti di quanto stava accadendo e l'hanno soccorso, mentre gli altri marocchini si davano alla fuga. Portato in ospedale, il quarantenne è stato dimesso con una prognosi di 1 mese per le gravi lesioni riportate. Subito sono partite le indagini e le videocamere di sorveglianza della città e del comando sono state passate al setaccio, permettendo all'Arma di identificare i responsabili dell'aggressione e di scoprire che solo qualche ora prima lo stesso gruppetto era stato protagonista di un litigio culminato in un lancio di bottiglie di vetro, sempre in centro storico. Una volta raccolto il materiale, i carabinieri hanno denunciato a piede libero 3 marocchini per minaccia aggravata, porto abusivo d'armi e lesioni aggravate. Questo ennesimo episodio accende nuovamente i riflettori sulla situazione della sicurezza in centro e nei quartieri, dove si moltiplicano le risse, gli alterchi, i ferimenti in un'escalation che sta spaventando i bassanesi.